Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Rifiuti, la regione siciliana firma l'accordo con Invitalia per la realizzazione dei termovalorizzatori a Catania e a Palermo. Gli impianti di smaltimento entreranno in funzione nel 2028. Continua il silenzio dell'assessore regionale alla sanità Volo su lunghe attese e morti sospette negli ospedali. Nuova aggressione al Policlinico di Catania, stavolta la vittima è un infermiere. A Catania la storia di Daniela per una visita reumatologica all'ospedale San Marco dovrà aspettare il 28 gennaio, ma del 2026. A Vittoria fuggono in scooter all'alto della polizia e si scontrano con un'auto, grave un quindicenne. A Campobello di Mazzara i giovani delle scuole ricordano la cattura di Messina Denaro, nei loro scritti il desiderio di legalità e di libertà dalla mafia. Attivo e pienamente consapevole, così descrivono i magistrati il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Catania, Salvatore Virgillito, tra i 15 arrestati nel blitz antimafia contro il clan di Barcellona Pozzo di Gotto. Ficarra, Picone e Toni Servillo tornano al cinema con L'Abbaglio, con la regia di Roberto Andò. Il film racconta lo sbarco dei 1000 di Garibaldi. Calciomercato, siciliana a caccia di rinforzi. A Catania tra i pali arriva Andrea Dini, per l'ex Catanzaro contratto di 1 anno e mezzo. Bentrovati, in apertura parliamo di smaltimento dei rifiuti. La regione siciliana ha firmato l'accordo con Invitalia per le gare per la realizzazione dei termovalorizzatori, 2 impianti a Catania, uno a Catania e l'altro a Palermo, che saranno conclusi, saranno realizzati entro il 2028, data in cui si prevede entreranno in funzione. Luca Ciliberti. La regione siciliana ha sottoscritto a Roma la convenzione che affida a Invitalia il ruolo centrale di committenza per la preparazione dei bandi e la gestione delle gare d'appalto per i 2 termovalorizzatori da realizzare, uno a Palermo e uno a Catania. A firmare l'accordo è stato il presidente della regione Renato Schifani nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti e l'amministratore delegato dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione e gli Investimenti Bernardo Mattarella. Oggi è un passo storico per la realizzazione dei termovalorizzatori. Abbiamo affidato ad Invitalia l'incarico di gestire tutti gli appalti relativi a queste grandi opere. Una svolta per la Sicilia, una svolta per i siciliani. L'investimento è di 800 milioni di euro, finanziato con l'accordo per la coesione stipulato con il governo nazionale. Primo passaggio fondamentale sarà l'assistenza che Invitalia fornirà alla regione nella predisposizione della gara, valutata in circa 16 milioni di euro, per i progetti di fattibilità tecnico-economica rivolta agli studi professionali poi di tutta Europa. Il documento dovrà poi essere approvato e sottoposto al vaglio della commissione tecnico-specialistica che dovrà dare l'autorizzazione di impatto ambientale. A seguire le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell'opera. I termovalorizzatori, che saranno localizzati a Bellolampo per Palermo e nella zona industriale di Catania, saranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili provenienti dalle piattaforme regionali di pretrattamento, biodigestione e compostaggio. L'entrata in funzione è prevista per il 2028. E adesso i nodi che riguardano il sistema sanitario pubblico in Sicilia. Continua il silenzio dell'assessore regionale alla sanità Volo sul caso degli ospedali siciliani nell'occhio del ciclone per lunghe attese e morti sospette. Intanto ancora un'aggressione a un infermiere, stavolta è successo al Policlinico di Catania. Maglio Viola. Sono passate 48 ore dalla convocazione a Palazzo d'Orléans del manager dell'ospedale Villa Sofia Cervello nell'occhio del ciclone dopo i disservizi nell'area di emergenza e al trauma center e nessun'altra testa è caduta oltre le dimissioni del direttore sanitario Rizzo. Come era filtrato a margine dell'incontro, pur senza nessuna ufficialità, non ci sono contestazioni o richieste a colletti da parte della regione. Dall'assessorato alla sanità invece si conferma che al presidio ospedaliero arriveranno gli ispettori, ma quando e come non è dato saperlo. A confermare l'invio era stato il dirigente generale Salvatore Iacolino, a margine di alcune precisazioni fatte sulla fuga di notizie relative alla sua riservata personale al presidente Schifani proprio sui disservizi. L'ispezione non sarà preannunciata, precisano dall'assessorato, né sarebbe utile che arrivasse ora, alla luce anche della riorganizzazione in corso, così come annunciata da Colletti a Schifani. Sul fronte politico però le opposizioni tornano a chiedere la rimozione dell'assessore Giovanna Volo, che ancora oggi resta in assoluto silenzio. Il PD chiede di mandare a casa anche il dirigente Iacolino. Al governatore viene
poi chiesto un dibattito d'aula all'ARS sulla situazione della sanità. Ma adesso i 5 Stelle rilanciano, Schifani abbia un sussulto d'orgoglio, dice il capogruppo De Luca, mandi a casa tutti i manager, azzero tutto e ricominci da capo. Ma nel frattempo gli ospedali sembrano diventare sempre più campi di battaglia. L'ultima aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove una 45enne è stata bloccata ed arrestata dalla polizia per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio, dopo aver colpito un infermiere perché è stanca di attendere il proprio turno in barella. E per quanto riguarda le lunghe liste d'attesa, vi raccontiamo adesso la storia di Daniela. Per una visita reumatologica all'ospedale San Marco di Catania dovrà aspettare gennaio, il 28 gennaio, ma del 2026. La prevenzione tanto raccomandata, ci dice, in realtà con il servizio sanitario pubblico non è facile da fare. L'ha incontrata per noi Tonino De Mano. In Sicilia la sanità non esiste. È l'amara constatazione di Daniela Alberti, catanese, che all'età di 55 anni ha già sconfitto 2 tumori. Persona fragile, per lei la prevenzione è fondamentale. Peccato però che da queste parti è un optional. Ho contattato la mia dottoressa e mi diceva che avevo necessità di fare una visita reumatologica. Contatto tramite il CUP l'ospedale presidio ospedaliero San Marco, dove rimango in attesa per parecchio tempo, ma alla fine mi reputo fortunata perché riesco a parlare con la signora, dove mi dice questo accade l'8 di gennaio del 2025, dove mi dice che c'è disponibilità per il 28 di gennaio, però poi alla fine mi dice guardi che è 2026, c'è un po' di attesa, quindi io sono veramente senza parole. Eppure il Policlinico di Catania ha lanciato una nuova iniziativa con il duplice obiettivo di implementare i servizi radiologici e azzerare le liste d'attesa per le prenotazioni nel 2024 tramite il CUP. Sarà così e quindi verrà chiamata la signora Daniela? Ovviamente io me lo auguro come miracolo di Natale, magari siamo un po' dopo Natale, ancora potremmo rientrarci. Me lo auguro per me e per chi ne ha di bisogno. Magari il miracolo di Sant'Agata. Vero, dimenticavo. Ma i guai, si sa, non vengono mai da soli e allora la signora Daniela ci racconta un'altra sua disavventura in ambito sanitario. Ho prenotato in una struttura privata ma convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale a ottobre, dove mi danno appuntamento il 2 di dicembre, un lunedì alle ore 16, mi presento, signora sono mortificata, il budget è finito. Sono tante le segnalazioni già arrivate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Noi vi daremo voce e accenderemo un faro sulla precaria sanità siciliana. È stato esteso per tutto il 2025 il bonus per il contrasto al caro voli della regione siciliana. Prosegue dunque dal 7 gennaio e fino al 31 dicembre 2025 la misura attivata sotto forma di contributo del 25% del prezzo del biglietto aereo ai cittadini residenti in Sicilia, con un ulteriore 25% per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso l'isola. A stabilirlo è un decreto dell'assessorato alle infrastrutture e mobilità, di concerto con il presidente della regione Renato Schifani. A Vittoria 2 giovani in scooter si schiantano contro un'auto mentre scappano dall'ALT della polizia. Gravemente feriti, avevano una pistola a salve, nessuna copertura assicurativa del mezzo e il conducente non aveva la patente. Uno dei 2 giovani, il più piccolo, è adesso in prognosi riservata al San Marco di Catania. Veronica Barbarino. Guidando uno scooter su una ruota, fuggite all'ALT della polizia, a Vittoria 2 giovani si sono scontrati contro un'automobile. Il conducente di 15 anni ora è ricoverato in condizioni gravi al San Marco di Catania. Ha un'emorragia cerebrale, fratture multiple e problemi polmonari, mentre il passeggero 18enne ha una frattura al femore. I giovani in corsa nel tentativo di fuggire al controllo degli agenti hanno ignorato segnali di precedenza e sensi contrari, tutto ad alta velocità. Poco prima dell'impatto, a circa 200 metri, i 2 hanno lanciato una pistola per terra, raccolta dai poliziotti che hanno sospeso l'inseguimento e spento le sirene. Era una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo caricatore vuoto. Poco dopo gli agenti hanno sentito un boato. I 2 giovani si erano scontrati autonomamente con un veicolo per mancata precedenza. Tempestivi i soccorsi. Dalle indagini è emerso che il conducente non ha la patente di guida e che il ciclomotore è sprovvisto di copertura assicurativa. L'episodio di Vittoria può richiamare il recente fatto di cronaca che ha visto vittima il giovane Ramo,
nomi e una pattuglia di carabinieri a Milano, ma la procura di Ragusa, con una nota del capo dell'ufficio Francesco Puleio, fa subito chiarezza, spiegando, dopo un sopralluogo nella zona e la visione di diversi filmati, che lo scontro con certezza non è riconducibile all'inseguimento della polizia. Campobello di Mazara ricorda la cattura di Matteo Messina Denaro con una manifestazione che ha coinvolto i giovani delle scuole. Il servizio della nostra inviata Roberta Lunghi. Campobello di Mazara, l'Istituto Pirandello, ricorda i 2 anni dalla cattura di Matteo Messina Denaro nel segno della legalità e lo fa con un'iniziativa che parte da Montecitorio e arriva fino a Campobello di Mazara. I bambini di Campobello vogliono libertà, sono emblema di innocenza e speranza per il futuro e sono ciò che sarà Campobello di Mazara, che fatica a lavare il legame con il boss catturato. Campobello adesso possiamo dire che è un posto migliore. Adesso Campobello è felice e sereno, non siamo più sotto i riflettori continuamente. È stata una conquista sia per i poliziotti sia anche per noi, perché diciamo è una sicurezza che non c'è più lui. I loro scritti nel volume Fotografando l'anima sono arrivati a novembre scorso nella nuova aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio, grazie al protocollo di intesa firmato tra Campobello e il Parlamento di Legalità Internazionale, presieduto da Nicolò Mannino. E se vogliamo distruggere la mafia, dobbiamo distruggere il mafioso che c'è dentro ciascuno di noi, che si chiama arroganza, cattiveria, egoismo, prepotenza, e i bambini chiedono verità e giustizia. Oggi che c'è la consapevolezza e la certezza di esserci liberati da questo stragista giovane, devono coglierne l'essenza principale, che è la loro libertà, la loro voglia di poter vivere felicemente in un territorio senza essere condizionata da niente e da nessuno. Legalità come risposta alla cultura mafiosa. I bambini hanno le idee chiare. Viva la legalità! Sarà interrogato domani Salvatore Virgillito, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, arrestato nel blitz della DDA di Messina. In qualità di amministratore giudiziario avrebbe consentito a una famiglia mafiosa di Barcellona Pozzodigotto di continuare a gestire beni confiscati alla mafia. Lorena Dolci. Attivo e pienamente consapevole. È così che i magistrati definiscono il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, Salvatore Virgillito, tra i 15 arrestati dei blitz antimafia della DDA. In qualità di amministratore giudiziario nominato dal Tribunale per gestire un'azienda confiscata alla mafia, avrebbe invece lasciato ampio spazio di manovra ai titolari, la famiglia Ofria, legata al clan di Barcellona Pozzodigotto. Così il procuratore capo di Messina. Che si ritiene abbia omesso con dolosa compiacenza una serie di interventi e di segnalazioni all'autorità giudiziaria che forse avrebbero consentito di intervenire tempestivamente per impedire questo disegno criminoso. I reati contestati sono fra gli altri concorso in associazione mafiosa e peculato. Nelle intercettazioni video e audio acquisite nell'ordinanza si vede Virgillito che incontra i componenti della famiglia Ofria, peraltro sempre presenti nei locali dell'azienda di autoricambi, che faceva solo formalmente capo allo Stato. Fra le righe dell'ordinanza si legge anche il sospetto di un tentativo di depistaggio, con la denuncia da parte del presidente dei commercialisti catanesi di un registro andato perduto per allagamento. Un arresto eccellente che travalica i confini della provincia di Messina per il ruolo di Virgillito e per i numerosi incarichi di amministratore giudiziario ricoperti, non ultimo quello della Sicula Trasporti, la società che gestisce la discarica di Lentini, il più grande impianto per la raccolta rifiuti della Sicilia orientale confiscata alla famiglia Leonardi. Le sigarette arrivavano dal Nord Africa e dall'Est Europa, dove 2 bande, una diretta da un tunisino e un'altra da un palermitano, che poi stoccava la merce nei magazzini per rivenderla in tutta la provincia. Blitz questa mattina tra Palermo, Trapani e Napoli, dove la Guardia di Finanza ha arrestato 16 persone per reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di sigarette ed eseguito un sequestro di beni per €1 milione. E adesso torniamo ad occuparci di Agrigento. Continuano le polemiche legate all'anno italiano della cultura. Un dipinto, abbiamo cambiato argomento, lo dico alla regia, ci occupiamo adesso di Agrigento. Un dipinto della mostra curata da Sgarbi non sarebbe un'opera originale del Perugino. Luca Ciliberti.
Ci sarebbe anche una crosta tra i tesori di Agrigento, capitale della cultura 2025. Una nuova polemica dunque che investe la città dei Templi relativa ad un'opera esposta nella mostra Tesori d'Italia patrocinata dall'Ente Parco Valle dei Templi. Uno dei quadri esposti nell'evento curato dal critico Vittorio Sgarbi, La tela del martirio di San Sebastiano attribuito dal critico al Perugino, secondo alcuni esperti assomiglierebbe molto ad un'altra tela, quella battuta all'asta a Parigi nel 2010 ma attribuita solamente a un allievo della bottega del Perugino. La tela che Sgarbi ha esposto ad Agrigento sarebbe rimasta 2 anni nel laboratorio di Gianfranco Mingardi, lo storico restauratore di oltre 200 opere di Sgarbi, tra cui le opere di Manetti e de Boulogne, per cui Sgarbi risulta indagato a Imperia e Macerata. Dicevamo, l'ennesima polemica. Durante la presentazione ufficiale a Roma ha fatto molto rumore l'assenza in contemporanea del ministro Giuli e del presidente Schifani. Prima le durissime parole di buttafuoco sui ritardi, in generale la sensazione diffusa che la città non si sia preparata adeguatamente a questo importante e prestigioso evento. Agrigento è distante dai 2 principali aeroporti siciliani, Catania e Palermo, rispettivamente separata da 150 e 180 km. La viabilità è spesso compromessa da cantieri e disagi, difficile poi contare sui treni come alternativa. Il sindaco però spazza via le polemiche e dice: i fatti ci daranno ragione. E il primo risultato in effetti arriva. La fondazione del Teatro Pirandello, lo stesso che ospiterà sabato il presidente Mattarella, comunica che il tetto, dal quale sabato scorso pioveva acqua sopra gli orchestrali durante un concerto, è stato riparato. Con i tempi che corrono, per Agrigento è già un primo successo. Adesso una breve pausa e ci vediamo tra poco. A un mese dal suo inizio è stato presentato ad Acireale il programma del Carnevale. Sentiamo Orazio Longo. Tempi anticipati per la vendita dei biglietti che sono già online a un prezzo ridotto da prevendita, eventi collaterali e sfilate che si protrarranno fino a mezzanotte. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, racconta così il programma del Carnevale 2025, a un mese esatto dall'inizio della manifestazione, partendo dai carristi, veri e propri artigiani e artisti della cartapesta. Riteniamo che il carnevale invernale, il classico carnevale di Acireale, debba mettere in mostra e in evidenza il lavoro che questi artigiani per un anno preparano e consegnano alla città, alla regione siciliana e al mondo intero. E se dal 15 febbraio al 4 marzo le opere in cartapesta sfileranno fino alle 24 tutti i sabati, in notturna con DJ set e intrattenimento itinerante, un'altra novità riguarda gli spettacoli musicali che tutte le domeniche si svolgeranno contemporaneamente in 3 piazze della città. Torna la manifestazione Rumori Barocchi, riservata alle band locali, le botteghe della cartapesta e i giochi popolari, mentre per i più piccoli previsti laboratori e premi con il concorso Bambini in Maschera. Sappiamo che comunque ad oggi il Carnevale di Acireale continua ad avere un costo, ma sappiamo che questo costo ha un ritorno in termini di immagini, in termini di economia, in termini turistici importante per la nostra città. Tra le iniziative in programma anche la sfilata dei carri in miniatura e il concorso di disegno su cartolina postale. Un premio sarà riservato anche agli amici a 4 zampe più originali. E adesso parliamo di cinema. Ficarra, Picone e Toni Servillo tornano al cinema con L'Abbaglio per la regia di Roberto Andò. Il film racconta lo sbarco dei 1000 di Garibaldi. Eva Spampinato. E mi dovrebbero dare la medaglia di eroe. Eroe questa faccia. Utilizzo le parole di Roberto Andò. I vostri sono 2 personaggi che avevano un appuntamento con la storia ma non lo sapevano. Noi infatti, per non sbagliare come te, nel film abbiamo utilizzato solo parole di Roberto Andò. L'ironia di Ficarra e Picone è un elemento imprescindibile dei loro caratteri, ma nell'Abbaglio, dal 16 gennaio al cinema, la comicità pura lascerà spazio alla storia. Fuoco! Dopo lo straordinario successo della Stranezza, il regista palermitano Roberto Andò arruola, è proprio il caso di dirlo visto la trama del film, nuovamente Valentino Picone, Salvo Ficarra e il maestoso Toni Servillo. Sono anche loro, questi 3 attori, che mi hanno provocato l'idea di fare questo film. Purtroppo fu ferito, una fatalità. Ieri l'anteprima catanese del film, che racconta lo sbarco dei 1000 di Garibaldi in Sicilia per liberare l'isola dal dominio borbonico e realizzare l'unità d'Italia, con speranze, ideali ma anche promesse mancate. Racconta un episodio trascurato, un retroscena. Garibaldi chiede a questo colonnello Orsini, che interpreta Toni Servillo, di fare una manovra diversiva. Ficarra e Picone si trovano nel mezzo della storia un po' per caso. Sono un po' cialtroni. Uno dei 2 nella vita lo è pure.
cialtrone. E uno dei due fa il baro. Tra leggerezza e storia, la pellicola parla tanto dei siciliani. Perché ne parlano tutti male? Parla anche in siciliano. Non l'unità Palermo-Catania all'autostrada, l'unità d'Italia, quella è un'altra cosa. Senti, se questa cosa c'era nei a Garibaldi, è troppo bella. Domani ne fanno capitale Palermo. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci al calciomercato, le siciliane sono pronte a rinforzarsi. A Catania tra i pali arriva Andrea Dini. Per l'ex Catanzaro è previsto un contratto di 1 anno e mezzo. Francesco Triolo. Rumors e voci di trattative che fanno percepire come il calciomercato stia scaldando i suoi motori. A Palermo l'arrivo di Ossi ha cambiato le strategie e soprattutto la ritrovata vena di Brunori ha messo l'attaccante fuori dalla lista dei partenti, anche se i rosanero qualcosa in attacco dovranno fare. Piace ad esempio a Dorante della Juve Stabia. Qualcosa si farà anche per Laporte e si fa insistentemente il nome di Silvestri della Sampdoria. In uscita invece c'è Saric che continua ad avere richieste soprattutto dalla Turchia. A proposito di portieri, il Catania potrebbe a breve ufficializzare l'ingaggio di Dini, l'ex del Catanzaro e il prescelto. L'affare è stato definito con 1 anno e mezzo di contratto per il giocatore. È il primo tassello in entrata dopo le cessioni della settimana scorsa. Adesso si lavora sul mercato dei difensori, una priorità visto l'infortunio di Di Gennaro e Gherardi è dato in partenza. Si aspettano le cessioni degli esuberi invece per perfezionare i colpi a centrocampo con Garetto e in attacco con Spendi. A Trapani il presidente Antonini prepara un paio di colpi. In serata si dovrebbe chiudere per l'esterno offensivo del Lecce Dario Daca nel giro della nazionale Under 20 e per il terzino sinistro Daniele Liotti dell'Avellino. Ad un passo la chiusura dell'accordo per Anatriello del Messina, su cui si erano fiondati Avellino e Crotone. Domani il giocatore di proprietà del Bologna dovrebbe firmare per i Granata. Tra i pari possibile lo scambio tra Seculin e Fiorillo con la Salernitana. A Messina l'ufficializzazione del direttore sportivo Domenico Roma dovrebbe dare il via ad una piccola rivoluzione. Detto di Anatriella al Trapani, in uscita ci sono Rizze ed Ortisi, direzione Altamura, Frisenna al Crotone e Petrungaro al Potenza. In entrata è vicino il centrocampista Jacopo Dezzi, classe 92, svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno a Padova, e il ritorno del difensore Dumbravano, prima parte della stagione alla Lucchese. Per l'attacco piace l'esterno Federico Ricci, in uscita dal Perugia, ma c'è da trovare l'accordo economico, mentre si lavora sempre per Monaco del Catania in difesa, dopo che è saltata la trattativa con Ingrosso, finito al Sorrento. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.